Prego, dottoressa. Bene, buonasera a tutti. Allora, siamo qui per questo incontro a cura di Studium Fidei e della Camera di Commercio della Venezia Giulia, che appunto ci ospita in questa bellissima sede. Il tema di oggi, siamo qui appunto con il Presidente Antonio Paoletti e con Don Ettore Malnati, insomma due figure che non hanno bisogno di presentazione in questa città. Allora, il tema di oggi è un tema molto molto ampio ed è quello delle prospettive e problematiche dell'economia e del lavoro nella Venezia Giulia. Allora, io così, prima di venire qua, stavo dando un'occhiata al nostro sito del Piccolo. Da giornalista penso sempre che bisogna partire dalla cronaca e insomma una delle novità è appunto una nuova crisi industriale alla U-Blocks con altri 200 posti di lavoro in bilico. Purtroppo ho notato che abbiamo addirittura una sezione del sito adesso crisi industriali. Sono molte appunto le realtà in difficoltà, dalla Varsila alla Flex alla Tirso, ma in generale, dottor Paoletti, qual è lo stato di salute dell'economia nel Friuli Venezia Giulia? Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi, grazie a Don Ettore che ci lega quasi 30 anni di amicizia e di lavoro assieme. Se ricordate che per tanti anni abbiamo fatto la cattedra di San Giusto qui in Camera di Commercio e quando poi ci ha lasciato per andare nella sua città natale abbiamo parlato e ho dato ben volentieri la sede della Camera di Commercio per continuare questi studi, questi dibattiti, per cui felice. Oggi passiamo al primo del nuovo anno e poi continueremo. Allora, l'andamento dell'economia della nostra città, io ho preparato una cartella, se volete ve la leggo, ci sono dati, numeri, percentuali, ma nella sintesi è un dato positivo. Trieste sta tirando l'economia della regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una crisi conclamata ormai da circa quasi 2 anni del settore industriale, abbiamo una crisi nel settore primario, ma abbiamo uno sviluppo nel settore secondario e nel settore terziario. Il terziario è quello dei servizi, è quello del commercio, è quello dell'artigianato, cioè tutto un mondo che si sta evolvendo sia a livello di assunzioni di dipendenti, cioè di collaboratori nuovi, sia di sviluppo. Io vi do alcuni dati, noi abbiamo i dati all'ultimo trimestre del 24, dove si evince che il settore primario in Italia cala dunque dal 14,1% al 13,5%, il secondario resta stabile al 24,1% grazie al buon andamento delle costruzioni, che anche quello però dobbiamo prepararci a un tonfo perché c'erano i bonus e non ci saranno più. Per quanto riguarda la nostra regione invece, la regione, il settore primario passa dal 14,8 al 14,2, perciò sono 6 punti percentuali in meno, il secondario da 26 al 26,4 e il terziario cresce dal 59,3 al 59,5. Se vogliamo entrare nel dettaglio della pesca, ma non penso sia il caso, per cui dove abbiamo? Abbiamo finora, quasi da sempre, volevamo cambiare questa tendenza che il settore terziario assorbiva il settore industriale. No? Noi abbiamo per tanti anni visto in questa città, in questa regione, ma soprattutto in questa città, chiudevano industrie medie o piccole e venivano assorbiti dal settore del terziario. Poi sto passaggio si era un po' assestato, eravamo in pareggio e anzi c'era iniziata un'inversione di tendenza e siamo ricaduti invece negli ultimi 2 anni, 22 mesi per esattezza, in questa crisi. Nel complesso noi abbiamo comunque molte più assunzioni in questa regione, abbiamo circa 8.900 assunzioni in più, per cui sì, la box è in crisi perché vuole chiudere la parte dei cellulari, dei telefoni, eccetera, però sono figure comunque con delle capacità e delle professioni che facilmente troveranno la distribuzione
se non tutte nel territorio provinciale di Trieste, magari in regione o nella Venezia Giulia, per cui non mi fa paura troppa questa cosa, anche perché abbiamo un problema di occupazione, noi abbiamo una mancanza di forze lavoro in ogni settore economico, dagli ingegneri ai medici, agli infermieri, ai commessi di negozio, ai cuochi, ai chef, ai camerieri, a bar, nel mondo dell'artigianato, carrozzieri, falegnami, insomma mancano figure in ogni dove, e questo è un dato. E questo è un dato che mi introduce in un altro discorso. Allora abbiamo da una parte un settore in crisi che viene assorbito in parte dal settore terziario. Parliamo della Tirso, avete visto, avete letto che sono trattative con la Roccadin è Bofrost di Pordenone, che vuole mettere una linea anche a Trieste per le pizze, per cui potrebbe essere riconvertiti in questo qua. Adesso abbiamo questa U-Box che è successo oggi, per cui si parlerà. C'era il discorso Varsila che è stato assorbito da MSC con i carri ferroviari, insomma c'è il porto che comunque con la crisi di Suez comunque sta andando avanti con i numeri fatturati, perciò il porto è e continuerà a essere una forza trainante, ma abbiamo anche il turismo a Trieste. Il turismo ha messo in moto una macchina, il turismo è un'industria, no? Come tira il turismo vuol dire che ci lavorano gli artigiani, le industrie, lenzuola, le pulizie, i servizi, gli aerei, i taxi, cioè metti in moto un meccanismo di richieste enorme. E col turismo Trieste è la città che sta tirando di più. Noi l'altro anno abbiamo fatto un incasso di tassa di soggiorno di quasi 2 milioni di euro, per cui siamo partiti con 560.000 3 anni fa, quando è stata introdotta, e perciò il turismo, siamo quasi arrivati a 2 milioni di turisti, perciò non è una piccola cifra, no? Sia dati dai turisti che arrivano con le crociere, ma quelli non pagano la tassa di soggiorno, per cui se pagassero anche quelli avremmo ancora più incassi, ma ci stiamo lavorando. Si può pensare. Si può pensare. Per cui cosa succede? Da una parte abbiamo delle crisi, da una parte abbiamo degli sviluppi. Il problema dove sta? Sta che noi formiamo, e qui entriamo nella manodopera che manca. Stiamo vivendo tutto il mondo, l'Italia, l'Europa e l'Italia, stiamo andando verso una digitalizzazione di tutto il nostro mondo, no? Certo. Noi siamo tutti ormai digitali, servizi digitali, fatture elettroniche, l'intelligenza artificiale, di cui ne parleremo magari anche più avanti, cioè è tutto un mondo che ha bisogno di figure nuove. Noi a maggio dell'anno scorso abbiamo presentato il Festival del Cambiamento a Trieste e dagli studi fatti con l'Ambrosetti European House, abbiamo focalizzato 117 nuovi mestieri, di figure che non abbiamo, che bisogna formarle, e per formarle bisogna che le università, le scuole superiori, l'ITS vadano in quella direzione, cioè di che mestiere ho bisogno? Faccio un piccolo inciso. Il centro studi Excelsior delle Camere di Commercio italiane, che lavora assieme al Ministero del Lavoro, fa ogni anno degli studi predittivi, no? Ti dicono già quali saranno le figure, i mestieri, ce l'ho scritti anche qua nella cartella, poi vi darò notizia, quali mestieri avranno bisogno nei prossimi anni. E in base a questi stiamo lavorando, le aziende, le università, gli istituti di formazione dovrebbero formare questi qua. Ora si sta andando in questa direzione a fatica, ma a cambiare radicalmente, perché le tecnologie ci fanno cambiare radicalmente usi e costumi, non nei tempi che eravamo abituati, ma in tempi velocissimi, perciò o ci si adegua o ci rimane indietro. E noi cosa succede? Succede che in Italia formiamo ragazzi e ragazze dalle scuole primarie e secondarie per arrivare poi all'ITS e arrivare alle università, spendendo delle cifre importanti, perché il livello di istruzione in Italia è buono, è anche alto, spendiamo noi come pubblico e spendono le famiglie. Quando questi ragazzi e ragazze si avvicinano al mondo del lavoro hanno stipendi da fame. Stipendi da fame, dico ma come ho studiato 15 anni, 18 anni, 20 anni e mi ritrovo a andare a fare dei tirocini a 500 euro al mese nelle aziende o negli studi professionali, oppure prendono uno stipendio di 850, allora cosa fanno? Cominciano a guardarsi attorno e vanno all'estero. Abbiamo numeri e statistiche impressionanti
di giovani ragazze e ragazzi che vanno all'estero a mettere a frutto gli studi fatti in Italia, portandoli ad altre aziende in giro, europee principalmente, ma non solo europee, anche americane, canadesi, australiane, eccetera, dove lì trovano lavoro, c'è la meritocrazia, cosa che qui non esiste, perciò crescono, vedo che si sviluppano, rimangono lì, si sposano lì e figliano lì. Perciò noi abbiamo il danno e la beffa, il danno che spendiamo un sacco di soldi per istruire questi giovani che poi vanno a figliare, a creare demografia in crescita in altri paesi. Mi fermo qua. Benissimo, intanto abbiamo avuto una risposta a tutto campo, abbiamo toccato i temi più vari, dalla formazione alla denatalità, a quello che è un problema certamente economico, quello che abbiamo illustrato, cioè la formazione costa, ma è anche sociale, perché alla fine la denatalità cosa vuol dire? Che non c'è abbastanza gente che lavora per pagare le pensioni poi ai nostri anziani. Questo lei stesso lo metteva in correlazione con i salari, che insomma non è banale. Allora, a fronte di tutto questo scenario, la visione della Chiesa qual è? Dunque, la visione della Chiesa è iscritta in quello che viene chiamato la dottrina sociale, cioè come attraverso le urgenze, le necessità, alla luce dei criteri del Vangelo ci sono delle risposte. Ecco, prima il Presidente appunto ha presentato tutto il discorso del lavoro. Ecco, una prospettiva che emerge dalla dottrina sociale della Chiesa di oggi e anche dei pronunciamenti degli ultimi pontefici sta in questa grande preoccupazione che è stata sottolineata, cioè c'è l'equo salario, cioè io investo, un ragazzo chiede sacrifici alla famiglia, a se stesso per raggiungere un obiettivo, quindi una professione, poi si trova a un certo punto scaricato e deve, per poter continuare gli studi o cominciare i primi passi della sua vita autonoma, fare il cameriere. Nulla di male fare il cameriere, ma se uno studia per fare l'ingegnere, quindi qui si interpella, diciamo, la comunità civile, cioè lo Stato e la dimensione della politica. Allora, se io do una prospettiva, cioè se le nostre università hanno le varie facoltà, ovviamente si deve pensare allo studio e il lavoro, cioè già alcune università, anche l'Università di Trieste, ha assaggiato, ad esempio, li vedo giù alla SAIF o alla Orion, che vengono questi ragazzi che hanno fatto il Volta o che hanno fatto l'ingegneria e sono lì a provare concretamente come possono inserirsi nel mondo del lavoro. Perché una volta il tornio era a mano, oggi ci vuole uno studio proprio per come mandare avanti un computer all'interno di questo. Quindi se le nostre università sono specializzate a far questo, è necessario che anche la politica faccia sì che lo studente che esce, la studentessa che esce, abbia l'opportunità di mettere a frutto con un equo salario che gli compete, non un salario di fame, ecco quello che lei ha imparato a beneficio della collettività. Ma un aspetto, diciamo, etico dal punto di vista del lavoro, la dottrina sociale di questi tempi ha coniato il termine di capitale umano, cioè per l'economia e il lavoro c'è bisogno del capitale pecuniario e del capitale umano. Diciamo fino agli anni 50-60 il profitto era legato in modo particolare al capitale quatalis pecuniario, quindi l'investimento, perché appunto l'azienda ovviamente non vada sotto e quindi stare attenti anche che ci sia tutto quello che è l'attenzione per il TFR, eccetera, eccetera. Ma questo non è sufficiente oggi come oggi. Bisogna qualificare il materiale, il capitale umano. Cosa significa, secondo la dottrina sociale, sottolineare e sviluppare il capitale umano? Fare in modo che coloro che lavorano in un determinato settore, in una certa filiera, abbiano l'opportunità
di essere continuamente aggiornati, e l'aggiornamento dovrebbe essere, diciamo, come spesa della collettività, perché il lavoro, cioè il materiale, il capitale umano, è la ragione per cui il capitale pecuniario può concretamente essere messo, diciamo, in circolo. Oggi si direbbe in rete. Allora diventa sempre il punto fondamentale la persona umana. Per la dottrina sociale non c'è tanto il lavoro, ma il lavoratore. Per la dottrina sociale non c'è l'economia, ma la progettualità per un'economia collettiva e personale. È il riportare la persona al centro in una dimensione sociale oggi dove la persona diventa numero. E qualora che l'aspetto etico è importante di una sinergia tra coloro che hanno la responsabilità dell'economia, coloro che hanno la responsabilità del lavoro, è il concorrere per la promozione, la tutela e il rispetto della dignità della persona nell'ambiente, diciamo, del lavoro, ma anche e soprattutto quindi anche poi della progettualità economica, che non andiamo in mano a, diciamo, situazioni, abbiamo visti per televisione che in questi giorni, dove c'è una certa economia che, o anche finanza, che è legata a una dimensione di nicchia, che in pratica, ecco, bypassa tutto quello che è il bisogno del bene comune e della collettività, perché i famosi 10 articoli dell'economia, che tu stai studiando economia, sai bene, tra questi 10 articoli base dell'economia c'è anche l'aspetto della politica. La politica deve entrare seriamente a far tutelare la persona, il rispetto della dignità della persona, nella produzione, ma anche nella, diciamo, dimensione finanziaria ed economica. Se questo manca, noi ci troviamo di fronte a una dittatura di un'economia selvaggia e una dittatura di un lavoro dove praticamente la persona diventa un numero e non è più dunque il capitale umano. E questa è la scoperta fondamentale che la dottrina sociale offre alla collettività e alla politica. Come si pensa, si provvede al capitale umano? C'è la sinergia tra capitale pecuniario e capitale umano? Benissimo, allora molti spunti insomma da Don Ettore, e soprattutto è emersa una parola chiave, che è una parola chiave insomma a tutti gli incontri adesso, questo del capitale umano. Il capitale umano, che vuol dire personale formato, che come sappiamo le imprese, ce lo diceva prima, non riescono a trovare. Diceva anche che ci sono degli studi, delle proiezioni su che tipo di personale sarà necessario per le aziende. Ecco, che cosa emerge? Che cosa cercheranno le aziende? Perché spesso c'è questa esperienza che descriveva Don Ettore: le persone studiano a lungo e si trovano frustrate nel non riuscire a trovare, anche con lauree insomma che sembrerebbero facilmente spendibili, ma non c'è questo inserimento facile nel mondo del lavoro. Allora, l'ho detto prima, no? Questo l'ho detto prima, che appunto i giovani, eccetera, eccetera. Io farei un passo indietro. Sì. L'etica del lavoro, l'etica dell'imprenditore, no? Economia, etica. Allora, noi abbiamo, da che mondo è mondo, no? Noi sappiamo, una volta, tanti anni fa, quando ero piccolo, diciamo, o studiavi o andavi a lavorare, non te a testa, te va a lavorare. Questo era un po', i genitori ti indirizzavano molto o bianco o nero. E si andava a lavorare imparando un mestiere, no? Perciò il mestiere veniva anche pagato poco, tu lavoravi senza nessuna sicurezza di quelle che abbiamo oggi, sicurezza sui luoghi di lavoro, garanzie personali, abbigliamento, scarpe, guanti, berrette, cioè non c'era nulla di questo una volta, no? Via via siamo evoluti e oggi abbiamo delle assicurazioni e dei servizi a favore del lavoratore enormi rispetto a una volta, tutte cose che costano alle aziende chiaramente, no? Allora si sta andando verso, parecchie aziende anche in regione hanno già cambiato trend, cioè
È evidente che se io voglio crescere ho bisogno dei miei collaboratori, di tutti i livelli, dal manager all'ultimo operaio, con pari dignità. Allora, se cresco e se queste persone mi danno una mano a me imprenditore a crescere, a fare utili, per investire nella crescita e nelle tecnologie, per fare il mio utile personale, perché se uno fa l'imprenditore rischia del proprio ed è giusto che abbia una sua redditività importante, ma anche poi distribuisco a chi mi ha aiutato ad arrivare a questo. Allora sta entrando in un ordine sempre più questa voglia di aziende a tutto campo, dove i collaboratori non sono proprietari ma lavorano con il proprietario o con la società o con la SPA a raggiungere gli obiettivi e poi hanno dei riconoscimenti in termini di stipendi ma anche in termini di benefit. Noi oggi abbiamo una serie di benefit importanti, dai buoni pasto, da tutto il welfare aziendale che ogni azienda ormai offre, che sono numeri importanti che vengono distribuiti. Questa è la base, però noi sappiamo anche che l'Italia è un paese fortemente indebitato, noi siamo pieni di tasse e per cui il datore di lavoro per fare economia deve stare sul mercato e i mercati oggi sono globali, per cui ti confronti non solo con il mercato europeo che ha più o meno le stesse caratteristiche di quello italiano, ma con mercati, abbiamo visto il fenomeno Cina dove ci ha portati. E poi abbiamo visto il fenomeno della digitalizzazione che ha creato dei mostri. Noi abbiamo un Amazon che ha distrutto la rete commerciale italiana, europea e del mondo, dove c'è Amazon e similari e la gente compra Amazon. Abbiamo dei giovani, se chiedo se va mai un negozio mi diranno no, io compro Amazon. Questo cosa comporta? Comporta che abbiamo chiuso un sacco di attività, le tasse questi qui li pagano nei paradisi fiscali e queste aziende qui sfruttano i lavoratori. È qui che la politica deve intervenire, come dicevi prima tu, Don Ettore. La politica deve intervenire dove queste multinazionali, cito Amazon, ma posso citare Booking, posso citare Airbnb, posso citare un po' tutte queste società che non avendo neanche un albergo sono i maggiori albergatori del mondo, non avendo neanche un ristorante sono i maggiori ristoratori del mondo e questi qui chiedono il 30% a un albergo per la prenotazione Airbnb. Il 30% sono tanti, sono soldi che quello non incassa e che non riesce a distribuire sul territorio. E poi le tasse italiane. Le tasse italiane sono massacranti, noi abbiamo più del 55% di tasse che paghiamo per avere un dipendente. Io quando Renzi è andato al governo nel 2014-15 avevo scritto una nota, una lettera a lui, al mio presidente nazionale Carlo Sangalli, dando un suggerimento, un progetto come mettere in tasca più soldi ai lavoratori italiani, perché l'Italia tra l'altro è un paese che vive di consumi interni. No? Noi abbiamo il 98% delle imprese che sono da zero un dipendente e non abbiamo grandi industrie che esportano in maniera decisa, abbiamo delle esportazioni ma non così grandi, per cui se si bloccano i consumi interni si blocca l'economia di questo paese, per cui vediamo allora che non riusciamo a pagare di più il personale perché abbiamo delle tasse micidiali sulle forze lavoro. Siamo oberati di norme normative, sicurezza sul lavoro, HCCP, privacy, adesso abbiamo di genere, abbiamo un sacco di cose per poter fare un'attività che ci fa spendere soldi e non ce la facciamo. Per cui questo studio, che noi lo chiamo, il tema che ho messo anche a livello nazionale è il tema del degiovanimento. Il tema del giovanimento non è un mio tema, ma un tema di un giovane studioso, Musina, Alessandro, che studia questi fenomeni dei giovani, e lui dice appunto che il tema del giovanimento, l'indebolimento delle nuove generazioni non è collegato solo alla base nascite ma anche dai flussi in uscita verso l'estero. Qua fa dei studi che io ho sposato in pieno, dove si va a analizzare il perché. Noi abbiamo poi gli stipendi in Italia sono in Europa, in pratica sono terzultimi in Europa. Perciò questo fa dire che basta andare in Francia, in Slovenia, hanno più stipendi di noi. E questo ce la dice lunga.
Per cui il tema che diceva lei, le crisi, come superarle, bisogna lavorare a livello politico per cercare di abbassare questo maledetto cuneo fiscale che ci massacra e mettere in tasca a questi giovani che escono formati uno stipendio decoroso che possono iniziare un percorso di vita e guardare un futuro e mettere su famiglia in Italia e non all'estero. Benissimo, una prospettiva di nuovo a tutto campo, però ha toccato un tema molto interessante in cui l'etica può giocare un ruolo molto importante o dovrebbe giocare un ruolo molto importante, che è quello del mondo digitale. Il mondo digitale che sempre più, lo stiamo vedendo a livello politico, soprattutto nel mondo degli Stati Uniti, gioca un ruolo di primissimo piano e preme per una deregolamentazione, no? Si dovevano fare molte norme a tutela, diciamo. L'Europa ha fatto qualcosa dal punto di vista della privacy, già molto, no? Nel mondo digitale, ma l'intelligenza artificiale pone nuove sfide e va regolamentata. Anche qui la Chiesa ha un'idea molto chiara e qual è l'interfaccia, diciamo, tra l'etica nell'intelligenza artificiale e il mondo del lavoro. Noi come Studium Fidei e anche la Camera di Commercio di Trieste abbiamo lavorato un anno con più aree per offrire un documento sull'intelligenza artificiale che si chiama Documento Trieste, che è stato mandato all'ONU, ricevuto, è stato mandato alla Santa Sede, ad alcune università, parlo dell'Università di Firenze, ad esempio la Banca Etica di Firenze ci ha chiesto determinate, diciamo, spiegazioni sugli articoli che abbiamo fatto, l'abbiamo presentato anche qui in Camera di Commercio, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento che va gestito, no? Dunque anche a livello proprio di occupazione e di economia, l'intelligenza artificiale va gestita. Dice la dottrina sociale della Chiesa, la Bonum Exercens di Giovanni Paolo II, che la dimensione del lavoro deve essere gestita dall'uomo. Allora, importante è creare dei algoritmi capaci di tenere in giusta considerazione, diciamo, l'ambiente, la continuità del lavoro, la legittima produttività e ovviamente un'etica all'interno della famiglia della fabbrica, non solo tra i dipendenti ma tra tutte le varie realtà, quindi i progettatori, gli ingegneri, coloro che tengono i conti, coloro che vanno a reperire quelle che sono le vendite, eccetera. Quindi l'intelligenza artificiale è utile nella misura in cui è strumento. Guai se l'intelligenza artificiale diventa colei che gestisce la persona, no? Qualche tempo fa è uscita questo verdetto dell'intelligenza artificiale, una persona gli domanda riguardo alla sua salute cosa devo fare, tu devi morire. Intelligenza artificiale. È stato uno scandalo. Quindi l'intelligenza artificiale è uno strumento. Allora anche nella dimensione del lavoro devo vedere, intelligenza artificiale, quanto io posso produrre in ragione delle ore di lavoro. Non è che noi dobbiamo lavorare 7 ore, cioè 7 giorni della settimana. È stato provato che basterebbe lavorare 4 ore alla settimana, noi avremmo lo stesso profitto dal punto di vista dello stipendio e dal punto di vista anche della produttività. Ora, l'etica quindi porta e deve portare al centro la persona. La persona non può vivere solo di lavoro. Questa era la concezione marxista. La persona deve poter usare del lavoro per sé, per la sua famiglia, e questo è proprio uno dei punti fondamentali della dottrina sociale. Lavorare anche perché io possa stare con la mia famiglia.
Io quando ero parroco più volte dal pulpito ho detto che i docenti, sia maestri che professori, dovrebbero rispettare le famiglie, quindi al sabato e la domenica non dare compiti eccessivi, no? Ci sono 7 decreti del Parlamento che chiedono a coloro che sono impegnati nella didattica di non fare in modo che sabato e domenica, ecco, non ci sia eccessivo discorso di compiti, perché i compiti sì, materialmente li fa il bambino, ma è impegnato il nonno, la nonna, lo zio, il papà e la mamma. E quando la famiglia si ritrova insieme, quando può vivere una dimensione umana, è qualora che anche nella programmazione del lavoro bisogna arrivare, e lo sottolineo, a ridurre i giorni di lavoro, ma qualificando le ore di lavoro affinché colui o colei o coloro che sono impegnati nel lavoro possano avere questa dignità di padri, madri di famiglia o indifferente per vivere la dimensione della relazionalità, genitori, figli, ma anche persone, marito, moglie o conviventi tra loro. È necessario, perché questo è un discorso di dimensione psicologica, la tutela della salute mentale. Se noi vogliamo avere dei robot, delle persone che non pensano o delle persone poi che si dice a Trieste schizzate, no? Ecco, allora noi non diamo ad esse questa realtà di responsabilità. Pensiamo ad esempio a quelli che guidano i treni, che guidano le corriere ad ogni ora del giorno, della notte, cioè bisogna umanizzare il mondo seriamente, però, non semplicemente a chiacchiere, perché le chiacchiere sono tante, ma le ciaccole a Trieste non fa fritole. Quindi è necessario impostare il discorso, e qui le persone competenti mi dicono che 4 giorni ben vissuti nel mondo del lavoro non portano nessuna dimensione di impoverimento della produzione, e ovviamente è necessario che il salario sia adeguato, proprio in virtù di che cosa? In virtù del fatto della famiglia. Una persona è inserita nella dottrina sociale della Chiesa, pensa molto, aveva pensato anche addirittura al salario di famiglia. Quindi la Chiesa pone delle proposte dal punto di vista etico, ma ovviamente è necessario che la politica faccia la sua parte. Ecco, non quindi un discorso ideologico, ma anche la politica metta al centro la persona, non una certa produttività a scapito appunto della crescita della persona nel suo habitat, che è quello della famiglia, dei rapporti e delle relazioni. Benissimo, allora. Non so se bene, ma comunque. È molto interessante, e soprattutto questo tema della settimana corta a me personalmente piacerebbe moltissimo. Allora, diciamo che visto che i tempi sono abbastanza contingentati, cerchiamo di fare domande flash, così riusciamo magari a fare un altro giro. Domanda secca: settimana breve è possibile in Italia al momento? No, direi di sì. Vabbè, come dicevo prima, anche la nota, mi sono fatto una nota, la settimana corta è già in atto in varie aziende in Italia e soprattutto nel nord Europa è già consolidato questa, e si è visto, gli studi dicono appunto che la produttività non cambia, anzi è cresciuta, perché quando uno sta a casa 3 giorni con la propria famiglia, con la propria moglie, i propri figli e coltiva i suoi hobby, negli altri 4 giorni che va a lavorare è ben caricato, con voglia di fare, e anche se si facesse un'ora in più al giorno anziché 8 o 9 è ben ripagato dai 3 giorni che sta a casa, per cui è una cosa che si può fare. Qui andiamo a cozzare contro varie cose, no? Qui, come dice Donetto, la politica da una maniera o dall'altra ci entra, abbiamo anche le parti sociali, bisogna lavorare con le parti sociali e con la politica, potere legislativo, normativo su questo tema. C'è la volontà del datore di lavoro in primis, e poi deve essere normato, no? Per non cadere poi in paghe più basse, meno paghe per tutti, lavoriamo di più, incassiamo meno. No, uno deve avere
la sua retribuzione, lavora magari un'ora in più nei 4 giorni, ma la cosa è possibile, secondo me. È possibile, già nel mio piccolo sto lavorando all'interno della Camera per portare questo e all'interno della Confcommercio Trieste per portare questo tipo di lavoro. Certamente ci sono figure preposte a dare servizi al pubblico, per cui si farà rotazione, quelle figure poche, perché ormai con la digitalizzazione anche le pratiche si fanno online, vediamo le banche, no? Le banche hanno approfittato della pandemia e hanno cambiato totalmente il modo di lavorare. Oggi non si va più in banca e si fa la fila, si prende l'appuntamento per andare in banca. Sì. Cioè, Tutto. e per cui non tutti possono prendere l'appuntamento per andare in banca, per cui sempre di più le persone sono indirizzate a lavorare tutto online, guardarsi i propri conti, dialogare col funzionario, fare le operazioni e di conseguenza tutta questa tecnologia ci porta a far sì di poter realizzare un discorso di settimana super corta. Bellissimo. Allora, arriviamo a un altro macro tema che non abbiamo ancora toccato parlando di capitale umano, figure che non si trovano ma che si pone, perché se sicuramente è importante frenare l'esodo dei giovani, sarà un processo lungo se si riuscirà a fare e comunque è insufficiente, sarebbe insufficiente comunque, no, alle necessità. Quindi entra il tema della migrazione. Migrazione e lavoro. Come devono coesistere queste due cose? Chiediamo prima, lei so che è intervenuto più volte. Più volte, sì. Dunque, noi siamo un popolo di migranti. Venezia Giulia, pensiamo al Canada, io l'ho incontrati nel 75 a Toronto, c'era una grossissima colonia triestina, poi c'erano anche friulani, ecco lì in Australia la stessa cosa, in Argentina la stessa cosa, cioè la nostra gente dopo la prima guerra mondiale, quindi il discorso della realtà agricola, la mezzadria che non dava sicurezza, eccetera, eccetera, la gente è partita però con un progetto di fare in modo che si stabilisse la sua propria famiglia oppure un'andata e ritorno. Io ho presente molte persone, per esempio del Piemonte, della Lombardia, che sono andati a lavorare in Francia come muratori, in Svizzera come per fare le strade, eccetera, e quindi per poi ritornare e dare una certa sicurezza alla loro famiglia. Questo è stato, diciamo così, l'aspetto più nobile della migrazione della nostra gente. Oggi come oggi, in Australia non si entra se tu non hai un permesso di lavoro, eccetera. Oggi il discorso delle migrazioni, ecco, è un discorso, diciamo, che va gestito. Il populismo, apriamo le porte a tutti, giustamente, come cristiani noi dobbiamo aprire il cuore, dobbiamo aprire le porte, ma dobbiamo anche dare una dignità. Lei non mi dirà che è dignitoso quello che vediamo, la stazione ferroviaria di Trieste, a Milano ancora peggio, o in giro per l'Italia. Cioè l'accogliere che cosa presuppone? Che io do una dignità minimale a chi entra in questo nostro contesto sociale, culturale e anche religioso e quindi devo percepire la volontà di inserimento. Ho visto l'altra sera, poi ho parlato con la Cidin, no, che era sindaco di Monfalcone, ecco, possiamo dire, non tutti sono così per grazia di Dio, no, che c'è una dimensione di persone che sono venute in Italia che non hanno nessuna voglia di integrarsi, ma hanno la voglia della conquista. Ho sentito io l'altro giorno 2 ragazzi, non so, con la barba, non certo, noi li faremo fuori, saremo noi padroni di questi bar. Qui è, non più lontano di Trieste. Ora c'è una mens e questa mens va ovviamente valutata.
cioè l'accoglienza nella dimensione in cui c'è l'inserimento e lo scambio, in modo particolare coloro che scappano dalla guerra. Adesso per fortuna c'è l'armistizio a Gaza. Nessuno ha detto che è stata una settimana il Cardinal Parolin ad incontrare tutti i nunzi e i ministri degli esteri di quell'area. Sì, Trump, Babel, benissimo, benissimo. Ma la Chiesa ha fatto il suo compito, non certo un pastore di Bologna, ma un segretario di Stato che ha una certa qualità e ha una certa dimensione morale e anche diplomatica. Va bene, ma noi dobbiamo essere consapevoli che noi dobbiamo tutelare il bene Europa, che è un bene per tutti, non è solo un bene per noi. E quindi è necessario che l'immigrazione sia gestita affinché ci sia un'integrazione dove ciascuno mantenga la sua idea di persona e la sua idea di, come si chiama, di religione. Adesso in Svizzera ha fatto un referendum e hanno bocciato il burqa. Per dire, per quale ragione? Sono contro gli islamici? No, perché i maggiori conti economici delle grandi, diciamo così, fondazioni svizzere sono tutti degli arabi. Ma il discorso è, o noi riusciamo realmente a entrare in una progettualità dove tutti possono partecipare e beneficiare con un rispetto reciproco, questo è un qualche cosa di civile. Quello che invece col populismo, sì, venite, e poi li faccio dormire come bestie, il mio cane dorme meglio, questo non mi pare che ci sia quella dimensione evangelica che viene contrabbandata. È la dignità della persona. Cristo è venuto ed ha rispettato tutti, quindi la dignità della persona con una progettualità. Diceva Sant'Agostino, un filosofo, che Dio ci salva se noi vogliamo. Non ci chiede di nascere, nasciamo, ma nella progettualità dobbiamo essere noi. Quindi è importante che ci sia la volontà, si dice così, politica, di entrare e contribuire al benessere di una nazione per uscire da una dimensione di impoverimento o di servaggio. Se manca questa gestione della realtà che chiamiamo emigrazione, ecco, e inserimento, noi danneggiamo loro e danneggiamo noi. Quindi è necessario trovare il sistema della promozione, la tutela e la governance dell'immigrazione. Se manca la governance, si dice a Trieste, è un poco brutto di dire, caro Cogoi siamo cagai. Questo è un fatto ed è davanti agli occhi nostri. Allora, se vogliamo il bene di chi viene e se vogliamo che ci sia un'integrazione, un arricchimento reciproco, è necessario governare l'immigrazione. Posso intervenire su questo tema? Assolutamente, stavo per girare la domanda a lei. Allora, le imprese chiedono una governance. Sì, ma io farei un passo indietro, no? Don Ettore è 50 anni che a Trieste, 59 anni che a Trieste ha visto l'esodo istriano, fiumano, dalmato, ha vissuto un po' tutte le cose che sono state qui, e Trieste è sempre stata dipinta come una piccola Beirut. Beirut una volta era un crocevio di religioni, culture che vivevano assieme. Trieste abbiamo sempre convissuto con la religione ebraica, i serbi, gli sloveni, perciò la serba ortodossa, la greca ortodossa, la luterana, e via via abbiamo 7 religioni, se non sbaglio, aiutami te, anche di più, praticanti a Trieste. E abbiamo sempre accolto questa immigrazione che nel subito dopoguerra è partita, prima arrivavano ex jugoslavi, oggi si può parlare di serbi, croati, sloveni, kosovari, rumeni e avanti così. Perciò abbiamo sempre accolto cinesi, c'è una comunità cinese fortissima, e abbiamo sempre convissuto in maniera
pulita, senza nessun problema, aiutandoci un con l'altro e avendo bisogno di queste figure che via via arrivavano e facevano i lavori che i triestini, che la regione non poteva più fare. Vedi nell'edilizia, ma vedi anche nella ristorazione, vedi nelle badanti, vedi in tutti i mestieri, in ogni fabbrica abbiamo accolto personaggi e non è mai successo niente. Per questo dico un problema di religione, ma noi abbiamo una religione purtroppo che, come hai detto tu prima, questi li facciamo fuori. Lauriana Fallaci già 20 anni fa, 25 anni fa, aveva previsto quello che sta succedendo oggi. Solo 25 anni fa Lauriana Fallaci, fuori di testa, malmenata, criticata, come succede oggi ancora a certe persone che osano dire qualcosa del genere. Ma via via noi abbiamo avuto un lassismo verso questa penetrazione integralista nel nostro paese, ma non solo nel nostro, in tutta Europa, che via via hanno preso posizioni fortissime. Allora non si può sempre difendere colui che ti tira via il crocifisso, che vuole rovinare le mie tradizioni, il mio modo di vivere, il mio credo e vuole imporre il loro. Perciò questo ha sconquassato un po' questi equilibri. Gli equilibri dell'accoglienza che noi abbiamo sempre avuto, e Trieste in questa regione in particolare, oggi non li sopportiamo più, tutta Europa non li sopporta più, per cui stiamo assistendo a veramente una cosa drammatica. Non voglio generalizzare, c'è integralismo e c'è anche persone per bene, per cui quando io parlo di immigrazione controllata condivido appieno il tuo pensiero, ma condivido anche che queste persone vanno istruite. Noi abbiamo bisogno comunque di queste persone che facciano dei lavori per noi. Guardiamo un po' Monfalcone, no? Monfalcone c'è una regione bengalese che ha invaso Monfalcone. Cosa hanno fatto? Hanno messo sulla formazione in Ghana, che sono di stazione cattolica, principalmente cattolica, e portano qua. Perciò hanno capito che forse certe religioni purtroppo si accompagnano male con altre religioni. Beh, questa la storia ce lo insegna, tra l'altro. Non voglio fare un tema di religione così e religione così, però assistiamo a una conquista europea da parte di certi popoli che poi impongono la loro cosa. Allora se non vogliamo questo bisogna cercare, per quanto possibile, di integrarli, far insegnare la nostra lingua e insegnare dei mestieri in cui noi abbiamo bisogno. E se non va bene così, che tornino a casa loro. Proprio sono drastico su questo. Bene, insomma, siamo ancora lontani secondo me da un'invasione, da cose lontani del genere. Guarda la Svezia, ad ogni modo, ad ogni modo è importante appunto questo aspetto dell'integrazione, sicuramente senza dignità la radicalizzazione è più semplice. Ma sospendiamo un attimo il nostro ragionamento a tutto campo che ha toccato appunto il grande tema giovanile che, come ha detto lei, con questo concetto del degiovanimento è il grande tema che interessa insomma tutte le generazioni, dai più giovani che si affacciano a un futuro che a volte sembra incerto, e fino ai più anziani che hanno bisogno di essere sorretti dai giovani. Allora chi meglio di una giovane studentessa come Teresa Magnà, che è una studentessa del Petrarca, sta frequentando il liceo classico ed è anche vice direttrice del giornalino d'istituto, il Canzoniere di Igor, nonché è un componente del direttivo di Studium Fidei. Allora Teresa, quando io avevo la tua età non sapevo neanche iniziare a immaginarmi un futuro nel mondo degli adulti, perché mi era di difficile lettura, e se avessi avuto l'opportunità di fare domande appunto su questo le avrei fatte molto volentieri. Che cosa vuoi chiedere, insomma, a questi due personaggi che abbiamo qui, che conoscono molto bene l'economia della nostra regione? Buonasera, intanto ringrazio Don Ettore per l'invito. Io volevo proprio chiedere con quali aspettative come giovani ci dobbiamo affacciare al mondo del lavoro e se siamo sufficientemente informati sulle sfide future, penso ad esempio alla digitalizzazione e a tutti i cambiamenti che ci saranno nei prossimi anni. Rispondo io. Ma direi di sì, allora dovete affacciarvi con fiducia,
estrema fiducia, perché in Italia e anche nella nostra regione abbiamo questa regione qui, poi abbiamo una regione, un governatore molto attento a queste tematiche, abbiamo un assessore, la Rosolén, molto attenta alle tematiche nel mondo della formazione universitario, nel mondo del lavoro, e abbiamo gli strumenti, tanti strumenti gratuiti che mettono a disposizione dei giovani per poter imparare, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo un eccesso di informazione che quando diventa troppa informazione non si legge più informazione, per cui va selezionato un centro di informazione adatta a voi, a chi vuole essere informato. Con questi strumenti di cui siete maestri potete leggere, vedere di tutto quello che la Regione fa sui siti della Regione, quello che fa la Camera, quello che fanno le associazioni di categoria, cioè strumenti per crescere le vostre competenze in dei determinati settori economici. Noi abbiamo pubblicato sul sito della Camera i 117 nuovi mestieri, per esempio. Non abbiamo avuto tutto questo interesse da parte dei giovani ad approfondire, a capire, a entrare, eccetera, eccetera. Eppure sono mestieri del futuro, sono mestieri che daranno grosse soddisfazioni ai giovani di oggi. Dico una, per cui ci sono i mezzi, questa regione sta investendo molto su questo, e così come le istituzioni che girano attorno alla regione, noi siamo una di queste. Don Ettore, lei qual è l'atteggiamento che appunto i giovani come Teresa si devono affacciare al mondo del lavoro? Dunque, io sono cappellano di fabbrica da tanti anni, parlo della fabbrica della Orion, dove ci sono diversi giovani che provengono, la stragrande maggioranza però, non da Trieste. Per quale ragione? Perché, diciamo così, il Volta è una scuola di qualità, però la formazione specifica della filiera, diciamo, meccanica viene da Capodistria. Quindi è necessario formare. Una volta c'erano le scuole professionali, c'era scuola commerciale, scuola industriale, eccetera. Eccoci. Oggi, con la riforma scolastica, dove media unificata, eccetera, importante per fare un livello comune culturale, però abbiamo forse disatteso la specificità dei mestieri. Un artigiano oggi, ecco, faccio un esempio stupido, fate un po', diciamo, il censimento di quanti calighieri sia a Trieste, quanti calzolai? Ben pochi. Stanno aumentando. Ma aumentando. Stranieri. Ecco, stranieri, eccoci, una volta in via Cavana era 3 calighieri, adesso non c'è più nessuno. Cioè, adesso non voglio banalizzare, però certi mestieri purtroppo sono andati scemando. Perché? Perché diciamo così, la formazione, ecco, è stata demandata quasi esclusivamente a una formazione, diciamo così, letteraria o generica e non specifica. Quindi è necessario ritornare, la formazione generica molto bene, però è necessario la specificità, anche perché, come diceva prima il Presidente, una volta o te lavoravi, o te andavi a lavorare, o te andavi a studiare. Adesso è cambiato il tutto, però bisogna formare, no? Non bisogna aspettare all'università, bisogna fare prima questo discorso, di modo che, ecco, per esempio molti stranieri, io vedo in Svizzera, ecco, molti stranieri, e lì è governata l'emigrazione, allora devono dire che mestiere vorrebbero fare e gli fanno una specie di esame, sì, se no gli danno l'opportunità gratuita di formarsi. Ecco, forse questo noi dovremmo riprendere, dare l'opportunità di una formazione specifica nel campo, ecco così, dell'artigianato, come nel campo del terziario e via dicendo. Quindi, però, con che cosa? Con l'adeguata pecunia, cioè l'adeguato stipendio, no? Adesso, per esempio, una volta si andavano a fare il garzone, gli facevano anche pulire l'officina. Adesso se tu
datore di lavoro gli dice a quello che viene lì a imparare di pulire l'officina, lo denuncia. Vi pare giusto tutto questo? Cioè, non è che io devo così schiavizzare colui che viene lì a imparare un mestiere, però devo essere anche libero di poter rapportarmi, di poter anche dire oggi ho questa necessità. Vedo in una fabbrica lì che controllano le automobili, quindi le revisioni delle macchine, e mandano sempre, ci sono sempre a turno, 2 studenti che vengono a imparare. Allora, come dicevamo prima, scuola e lavoro è importante per crearti, diciamo, una professione, o vedere se questo lavoro è per te o non è per te, no? Ecco, come chi, per esempio, vuole fare economia, io conosco una persona, no, che un certo estate è andata a fare, diciamo così, esperienza in uno studio dove appunto ha potuto vedere se l'economia era per lei o non era per lei. Cioè bisogna saggiare le cose. Se tu non saggi le cose diventa difficile. La teoria va bene, però è la pratica che ti dà l'opportunità. Scelgo questa strada qua. Posso aggiungere una cosa su questo? Assolutamente. Molto veloce. No, sempre il suo nome è Teresa. Allora, purtroppo quello che diceva adesso Don Ettore ce l'abbiamo. Esiste la formazione, esistono le scuole, l'OIAL, l'ENAIP, Anformandum, esistono centri di formazione importanti in vari settori economici. No? Possiamo essere critici, formano bene, formano meno bene, ma ci sono. Nei centri per lavoro in regione abbiamo delle macchine che se c'è in base, io dico io voglio fare l'ingegnere, allora faccio dei test, ci sono delle macchine, dei computer che sono test attitudinali che in base degli algoritmi che pongono le domande lo studente digita quello che gli viene chiesto. Poi il risultato magari ti dice guarda che tu non sei portato a fare l'ingegnere, sei portato a fare il medico, l'avvocato, altre cose. Allora queste macchine io sono andato a visitarle prima a Klagenfurt in Austria, questo grande centro insieme a Bulgarelli tra l'altro, che mi ha lasciato veramente ben, come dire, anche noi voglio questo. Io stesso non sapevo che in regione, quando ho parlato con la Rosolei, abbiamo già queste macchine, queste cose, questi centri attitudinali per assaggiare un po' quello che uno vorrebbe fare. E questo purtroppo l'informazione c'è, ma evidentemente non c'è abbastanza, se neanche noi addetti ai lavori conosciamo. Poi abbiamo l'ITS, voi sapete cosa sono l'ITS? Ecco. L'ITS sono, secondo me, una forma importante per dare l'opportunità alla ragazza e al ragazzo che ha finito le superiori, prima di avviarsi un percorso universitario, di fare questi percorsi triennali di ITS. ITS in pratica sono istituti tecnici superiori dove ti inseriscono in quel comparto specifico di lavoro. Oggi al Volta ce n'è uno che lavora sulle scienze della vita, perciò sulle macchine che ci aiutano a vivere, a sopravvivere, a fare le analisi negli ospedali, e lì hanno un problema di ragazzi che frequentano l'ITS. Perché non ci sono poche persone che vanno a finire, perché i genitori vogliono tutti che vanno subito all'università a fare appunto i dottori, i medici, i ingegneri, mentre l'ITS hanno come dire, a fine del triennio vengono assunti l'89% dei diplomati di ITS. Poi non devono dire che poi dopodiché qualcuno sceglie di andare a lavorare, qualcuno sceglie di continuare il percorso universitario. E li abbiamo in più settori, dal turismo alle macchine, abbiamo nel mondo della logistica, insomma in regione abbiamo tantissimi ITS e questo è uno strumento che trova lavoro immediatamente perché le aziende trovano già formati per le loro esigenze. Stando così le cose, se non c'è una valutazione seria, perché spesso i genitori, siccome hanno faticato ad arrivare dove sono arrivati, vorrebbero che i loro figli diventassero tutti professori. Spesso, io ho insegnato 18 anni anche qui all'Università Scienze Diplomatiche, e l'università è la fabbrica dei disoccupati. Cari genitori, pensateci bene, chiuso.
moniti importanti e anche spunti e consigli, ma facciamo un'ultima battuta al volo perché abbiamo proprio... Parlavamo prima, sì, di fuga di cervelli, allora farei un'ultima domanda velocissima. Cosa direste a un ragazzo, una ragazza che sta considerando di andare a studiare, a lavorare all'estero per evidenziare l'attrattività che può avere la nostra regione? Ma guarda, se una ragazza o un ragazzo vuole fare un'esperienza all'estero, benissimo, fa bene, basta che ritorni però. Perché se poi si ferma lì non va bene, per cui io sono, come dire, nel nostro ragionamento guardare, fare esperienze all'estero aiutano a crescere sicuramente, sia personalmente che anche professionalmente, però dopo devi ritornare a portare quello che hai beccato all'estero, coniugando con quello che hai imparato qua e dare un contributo al tuo paese. Ecco, domandati 2 parole Ben e pagato, poi chiudiamo. ben pagato. Sì, Tiriamo le E che valga la meritocrazia, cosa che noi qui purtroppo questo non c'è. ecco, io dico che le scuole italiane, a parte il discorso che dicevamo prima delle scuole professionali amene, ma le scuole come sono oggi in Italia sono qualificate. Quindi anche se uno vuole andare all'estero, ad approfondire, se vuole andare a fare uno stage come Erasmus va benissimo, ma se vuole andare con una preparazione qualificata faccia prima almeno la triennale in Italia e poi all'estero, perché alcuni che sono andati in America eccetera perché l'America sembrava l'Eldorado, dal punto di vista della formazione nello specifico sono tornati dicendo che qui erano formati meglio. Alcuni che sono andati a Maastricht, no? Tutto bene, ritornati in Italia hanno visto che ci sono tante lacune. Quindi la specializzazione fatela dove volete, ma la base, abbiamo delle scuole e anche delle facoltà universitarie qualificanti e poi dopo fate quello che volete, ma è necessario valorizzare la nostra, diciamo, formazione educativa e anche di nozioni. Benissimo, allora abbiamo fatto un quadro a tutto campo, dalla realtà dell'economia all'etica, fino a consigli molto pratici e concreti per chi è giovane e si affaccia al mondo del lavoro. Allora ringraziamo tutti per l'attenzione e diamo appuntamento alla prossima puntata dello Studium Fidei, che è ancora a data di destinarsi. No, sarà in febbraio, probabilmente il 13, perché poi il 14 sarà un'altra bella realtà che è promossa dalla Lega Nazionale e lo Studium Fidei dà un apporto come può. Ecco, poi il 13 vedremo un po'. Io preferirei, ho detto, presentare l'importanza che ha lo sport a Trieste, perché quando c'era poi, come si chiama, il centro sportivo italiano, riuscivo anche a combinare un po' per il catechismo. Adesso se è tutto selvaggio diventa difficile. Però la dimensione dello sport a Trieste è una dimensione importante e qualificante. Credo che sia forse così, vedremo un po' se la Camera di Commercio ci dà il suo supporto, vedremo ecco, le varie angolature. Era morto un grande portiere del Milan, che era di Trieste, no? Voi siete interisti, voi no? Non mi frega niente. Comunque io sono milanista e Rocco era milanista. Rocco ha portato colui che è appena morto in questi giorni, ecco, a fare il grande portiere del Milan, ma al di là del calcio ci sono tante attività e poi adesso ci sono anche dei percorsi per non spoileriamo troppo, lasciamo qualcosa per sì. La prossima puntata e salutiamo i nostri ospiti. Tutti comanda qua, amici per 50 anni che comandare adesso mi tocca obbedire. Va bene, ok. Prego. Grazie. Molto... Bravo.